perché la vostra visita fa contente tutte le suore e soprattutto vi devo ringraziare per ciò che fate per i bambini dell'India, specialmente i più poveri e bisognosi di amore e di tanto affetto, e che qualunque cosa ricevono sono sempre molto riconoscenti. Da parte nostra possiamo fare poco, ma ogni giorno ci uniamo a loro nella preghiera per i benefattori, diciamo, per quelli che ci aiutano, e lo fanno molto volentieri. Io continuerò a seguirvi e a scrivervi, dandovi notizie della missione. Grazie. Per tutto quello, un ricordo tutto particolare senz'altro va per Rosangela. Specialmente avremo un ricordo tutto particolare il giorno di Pasqua, quando riceverà il battesimo. Poi vi mando tutti i dettagli, che così potete usufruirli per il bene, e grazie per quello che fate per quella bambina e per quella famiglia e per tutti quei bambini di laggiù. E lei quanti ne ha? Six. What's your name? Nambolo, come Nambolo? Via. Pietro non sei proprio interessato alla cosa? Tu mi ancora, tu mi là. Non lo capisco. Ma credi non è questo. Fa cadere. Angela, da 14 anni. Perché glielo tirano per cadere? Pietro, tienila. Pietro, pensa all'oratorio al cricket. Mi piace giocare a cricket, Pietro. E voi altri continuate, ricordatevi di noi, perché quello che possiamo lo facciamo, ma senza il vostro aiuto non possiamo fare quello che facciamo. Definitivamente ci siete di sprone a fare sempre più e sempre meglio per chi ha bisogno. Grazie Sor Gemma, noi abbiamo visto quei posti e quei bambini tanto poveri come vivono, davvero abbiamo visto che voi fate veramente tanto e siamo proprio contenti anche di tornare in Italia e di raccontare quello che abbiamo visto e di dire i soldi che porteremo lì e che stiamo portando lì sono spesi veramente bene. Speriamo veramente che il Signore continui ad aiutarci. Io vengo giù per la messa, no, vengo giù per la messa, per la meditazione, sono giù